Una colonna di fumo impressionante si è elevata di prima mattina dall'area stoccaggio della stiga di Castelfranco in Via del Lavoro, azienda specializzata in articoli per il giardinaggio. Un serpentone nero visibile a decine di chilometri di distanza anche da Preganziol, Montebelluna, Campo San Piero. Sono le 7:30 quando le fiamme si sviluppano da alcuni cassonetti contenenti rifiuti industriali di varia tipologia. Sono attimi concitati, vengono allertati i vigili del fuoco e SUEM che arrivano in pochissimi minuti. Scattano anche i protocolli aziendali, i lavoratori vengono fatti defluire verso l'esterno e mandati a casa. Grazie al prontissimo intervento del nostro team di primo soccorso e all'ottimo intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto siamo riusciti a tenere sotto controllo e a smaltire questo incendio circa verso le 8:30 di questa mattina. Mi sono precipitato qui stamattina e ho visto che tutte le procedure messe in atto sono state procedure che hanno consentito di contenere prima ed estinguere poi l'incendio in tempi brevissimi. L'incendio quindi viene domato in tempi brevi, i danni sono limitati ma soprattutto non ci sono persone ferite o coinvolte, resta l'allarme per la qualità dell'aria, c'è preoccupazione tra i residenti, accorrono anche i carabinieri e i tecnici dell'ARPAV che si confrontano con lo stesso primo cittadino. Alcune preoccupazioni anche per la scuola erano già state espresse, ma abbiamo avuto le rassicurazioni del caso per poter dire di continuare le normali attività senza preoccupazione. Nel pomeriggio arrivano i primi risultati di ARPAV che non segnalano la presenza di alcuna sostanza pericolosa, nessun rischio quindi per la popolazione e l'ambiente. Sulla natura e l'origine dell'incendio i rilievi dei vigili del fuoco sono ancora in corso, ma sembra escludersi la pista dolosa. L'innesco sarebbe stato accidentale, forse batterie esauste entrate in contatto con materiale plastico. In attesa della relazione tecnica dei pompieri, la stessa azienda conferma che le attività riprenderanno regolarmente da lunedì 17. Di certo, vista la dinamica iniziale, poteva andare molto peggio. È andata bene, ma anche grazie alle procedure che ci sono in gruppi, in fabbriche come queste, hanno funzionato. Ho visto stamattina il direttore di stabilimento sul pezzo immediatamente che dava le indicazioni necessarie per mettere in sicurezza i dipendenti ed erano tutti nelle aree di evacuazione, quindi insomma nella sfortuna per certi aspetti possiamo dire di aver testato un qualcosa che funziona.